Autonomia a fronte caldo del governo, la richiesta di risposte veloci e certe dei governatori, tra i quali Zaia. Il premier Conte risponde prendendo tempo, mentre Salvini ribadisce entro l'autunno questione affrontata dal Consiglio dei Ministri. Incredibile aggressione in pieno giorno in pieno centro a Mestre, giovane inseguito e accoltellato da due sbandati che gli chiedevano droga, indaga la polizia, la vittima in ospedale. La ditta Cosmo presenta istanza al Tribunale del Riesame di Venezia per ottenere il dissequestro dei 280.000 cumuli di rifiuti potenzialmente pericolosi nelle cave tra Noale e Paese. La razzia in casa, quelle nelle aziende, l'incubo furti continua in tutto il Veneto, imprenditori e residenti si organizzano con la vigilanza privata e con le associazioni spontanee. Dopo l'arresto del re delle spaccate di Padova, fermata anche la sorella accusata di ricettazione e bloccata dalla polizia prima che potesse tornare in Tunisia. Impossibile descrivere l'orrore delle foibe. Ieri sera a 20:10 la testimonianza di Italia Giacca e il suo racconto di esuli istriane sul film Red Land. L'assessore Donazzan denuncia, qualcuno tenta di boicottarlo. Inaugurato in un parco nel Trevigiano uno spazio dedicato al fair play e alla gentilezza, litigi e dispetti banditi con tanto di decalogo di comportamento. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano torniamo a parlare di autonomia del Veneto, in particolare ieri la lettera del governatore Zaia e anche dei colleghi Fontana della Lombardia e Bonaccini dell'Emilia Romagna, un pressing, una lettera per chiedere al Premier Conte tempi certi e rapidi. La risposta è arrivata poi nelle ore successive da parte del Presidente del Consiglio. Sentiamo cosa ha detto. Autonomia, tempi rapidi e certi, chiedono i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna al governo, ma il Premier prende tempo. Dopo l'invio ieri della lettera congiunta di Zaia, Fontana e Bonaccini a Conte, il primo ministro, al quale Fontana, approfittando di un incontro, ha anticipato a mano la missiva, ha risposto rinviando, e all'esplicita richiesta di esaminare la questione nella prima seduta del Consiglio dei Ministri, cioè oggi, ha detto: ci siamo riservati di approfondire quanto prima questa cosa, senza fissare date, ma senza chiudere le porte. L'autonomia è un dossier all'attenzione del governo, ci siamo riservati di approfondire quanto prima questa cosa, ha detto il Premier. Sicuramente stiamo con i vari ministri nell'ambito delle rispettive competenze, valutando quelle che sono le diverse materie, perché occorre definire un perimetro tra competenze statali o regionali che ci consenta poi a tutto il sistema Italia di poter far funzionare, di poter perseguire gli interventi che occorrono, ha concluso Conte. Non proprio quel via libera che i veneti si attendono. A ribadire le promesse è il vice premier Matteo Salvini, che a suo tempo aveva detto entro l'autunno. E siccome l'autunno, calendario alla mano, finisce il 20 dicembre, ci sono ancora 3 settimane di tempo e Salvini si è impegnato a portare la questione in Consiglio dei Ministri prima dell'inizio dell'inverno. 3 settimane dunque, secondo quanto promesso da Salvini. Vedremo allora nei prossimi giorni cosa accadrà. Adesso la cronaca, guardate cosa è successo questa mattina poco dopo le 9:30 nel reparto di geriatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Certo non ci si immagina di trovare dei vigili del fuoco all'interno del reparto di geriatria. È successo perché accidentalmente un anziano ha provocato un incendio che è stato prontamente spento dagli stessi infermieri, ma le stanze sono state invase dal fumo e per questo motivo i 23 degenti del reparto di geriatria sono stati evacuati dal reparto, verranno riportati probabilmente nel primo pomeriggio nel reparto di geriatria. L'intervento ovviamente dei vigili del fuoco e anche del SUEM 118 nel reparto dell'ospedale. Adesso a Mestre invece, dove in pieno giorno, in pieno centro, via Carduccio, la fermata dell'autobus, capita anche di assistere a un accoltellamento. È accaduto appunto ieri a Mestre. Ci racconta quanto avvenuto e anche le indagini della polizia Ilaria Marchiori da Mestre. Ilaria. Buongiorno da Mestre, dove ieri in pieno giorno c'è stato un accoltellamento alla fermata dell'autobus di via Carducci. Erano da poco passate le 14. Un'aggressione in piena regola su cui ora sta indagando la polizia, che secondo una prima ricostruzione ha riscontrato una dinamica abbastanza chiara. Un giovane africano è sceso dal tram in via Cappuccina ed è stato avvicinato da 2 uomini, uno sulla ventina e l'altro tra i 50 e i 60 anni. Dacci la roba, gli hanno chiesto insistentemente. Lui
però ha alzato le braccia dicendo che non aveva nulla, che non era uno spacciatore. Tra l'altro questo giovane straniero stava tornando dalla questura dove si era recato per il rinnovo del permesso di soggiorno che gli serviva anche per il posto di lavoro e sembra non aver avuto alcuna idea del perché la coppia di sbandati avesse puntato proprio lui. Fatto sta che l'hanno seguito e rincorso lungo via Carducci sotto gli sguardi attoniti della gente che aspettava l'autobus. Uno dei due gli ha anche lanciato contro una bicicletta mentre l'altro gli ha saltato addosso e in quel momento è spuntato un coltello con una lama da 40 centimetri. Hanno cercato ripetutamente di pugnalarlo al petto e all'addome, ma il ragazzo è riuscito ad afferrare il coltello con le mani, riuscendo ad impedire di essere colpito al petto. A quel punto la gente ha iniziato a gridare e hanno chiamato il 113 e i due hanno desistito e sono fuggiti. La vittima non è in pericolo di vita, anche se ha profondissime ferite alle mani, come si può intuire. Sono in corso ulteriori approfondimenti degli investigatori della polizia per cercare di capire se i tre si conoscessero oppure se si sia trattato di uno scambio di persona. Inoltre stanno anche cercando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Torniamo a parlare dell'inchiesta sui rifiuti nelle cave, perché la ditta Cosmo attraverso il proprio difensore ha presentato istanza al Tribunale del Riesame di Venezia per ottenere il dissequestro dei cumuli di rifiuti potenzialmente pericolosi di 80.000 tonnellate di Noale e 200.000 tonnellate a Paese. L'inchiesta finora non ha ammesso, come sappiamo, in relazione la presenza di inquinanti con il numero di malattie registrate da chi vive nella zona delle discariche a Paese. Il punto nodale della vicenda riguarda il momento in cui deve essere effettuato il test di cessione, ovvero l'analisi per capire se il prodotto possa potenzialmente rilasciare inquinanti nell'ambiente. Cosmo effettuava questa verifica dopo aver preso rifiuti che, secondo però l'accusa, non erano stati completamente disinquinati. L'inchiesta dunque va avanti e continua. Intanto la ditta ha presentato l'istanza per chiedere il dissequestro dei cumuli di rifiuti. Un tema, una vicenda, quella dei rifiuti sulla quali si è parlato ovviamente ieri al forum di Legambiente che in questi giorni c'è a Treviso. Sentiamo. Siccome gli smaltimenti illegali, diciamo che a volte ci sono situazioni che non vanno bene, una segnalazione alle forze di polizia per capire meglio è sicuramente importante. Segnalare tutto subito alle forze dell'ordine. E questa è la risposta a chi si chiede come mai in tanti sapessero di questa montagna di rifiuti depositati dentro la cava di Padernello, ma che nessuno fosse intervenuto fino alla scorsa settimana, quando l'area è stata posta sotto sequestro per ordine della magistratura veneziana in relazione non tanto alla cava usata come centro di stoccaggio, ma al centro di lavorazione di Noale. Ed è una via diversa rispetto a quella che ha portato alle diffide regionali, sottolineate dall'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, in risposta alle accuse dei comitati. Diffide peraltro rimaste lettera morta sul tavolo della Cosmo Ambiente. In questo settore della bonifica, delle discariche, degli smaltimenti illegali, prima sappiamo le cose meglio è. Soprattutto se poi si deve intervenire celermente per evitare che il rifiuto contamini il territorio, come per le falde sotto la cava di Padernello, ad appena qualche metro dal materiale stoccato. Tempi tutt'altro che brevi comunque per la bonifica. Il chi inquina paga è il primo principio che l'Unione Europea ci ha dato e che dovremmo cercare di proseguire. L'altro è quello però di rimboccarsi le maniche, cioè cercare di bonificare o mettere in sicurezza il più presto possibile. Per far questo l'interessamento, ma la competenza del Comune, della Regione o in senso lato principalmente loro, è quello ovviamente di poter con dei fondi, diremmo, riuscire a metter mano a questo illegale smaltimento. E la prospettiva in molti casi è comunque la bonifica a carico dei cittadini, quando i proprietari dei siti e i responsabili dei rifiuti spariscono nel vortice dei fallimenti. Nei cosiddetti siti orfani molte volte, che hanno un oggetto ma non hanno né un padre né una madre, e lo Stato o le regioni, non solo lo Stato ma insomma le regioni, secondo le competenze, che devono darsi da fare per cercare di restituire questo territorio. Sicuramente abbiamo visto che se gli inquinamenti vengono lasciati, se il degrado viene lasciato, purtroppo il degrado chiama degrado. Adesso la questione è sicurezza a Carbonera nel Trevigiano. Non solo i residenti ma anche gli artigiani esasperati dai furti allora decidono di riunirsi e di prendere provvedimenti. Hanno pieni poteri di fare quello che vogliono, purtroppo sono padroni a casa nostra.
Aziende e appartamenti passati al setaccio. Da una settimana la zona artigianale di Bibandi Carbonera è bersaglio di ladri che si prendono tutto il tempo di stare a osservare i movimenti delle loro vittime, nascosti dietro le siepi mangiando caramelle come le cartine a terra hanno dimostrato. Ultimo caso in ordine di tempo, quello dell'azienda di marmi di Raffaello Neri. Stamattina siamo arrivati e abbiamo trovato la porta divelta, gli uffici sottosopra, tutto buttato così. Si sta malissimo perché si vede propri beni buttati là, non c'è rispetto insomma per quello che si fa. È di sabato pomeriggio il colpo nell'abitazione di Alessandra Chioin. Il marito e suo fratello sono titolari di un'azienda qui in zona artigianale, già colpita in passato. Si sono arrampicati da una grondaia. Hanno sfondato una porta e hanno rovistato ovunque, fatto un disastro. Hanno portato via le figlie del matrimonio, alcuni oggettini dei battesimi, comunioni delle ragazze, oggetti d'oro, tutti gli orologi di mio marito. L'inventario da finire, riflessioni da fare per il futuro e la sensazione che la vita quotidiana d'ora in poi non sarà più la stessa. Sinceramente, fino a ieri l'altro ero con le finestre spalancate, non è mai successo niente. Adesso hanno preso anche me e sinceramente ho paura. Riuniti nell'ufficio di Neri, gli imprenditori della zona discutono di che provvedimenti prendere, perché così non si può andare avanti, come testimonia lo scoramento di Ivan Rebuschi. L'azienda di moto è stata razziata appena una settimana fa. Sono pieno di inferriate, di sbarre, sistemi di allarme e quindi purtroppo psicologicamente non riesco neanche a dire vado a mangiare una pizza la sera, e se suona il telefono anche ho paura che sia un furto. Si parla di telecamere di vigilanza privata, annunciano un gruppo WhatsApp così da avvisarsi l'un l'altro di movimenti sospetti. Oltre a questo gruppo adesso ci riuniremo, faremo un incontro tra di noi imprenditori qua della zona, coinvolgendo anche il sindaco, le autorità, magari anche le forze dell'ordine. Non si può permettere che uno ti venga dentro, faccia i suoi bisogni, ti butti via la roba e noi lì inermi, ma scherziamo, siamo arrivati al ridicolo. E ancora dalla Marca, intanto una rapina in un bar. L'aggressione, poi la rapina, vittima domenica sera un barista di 39 anni di origini cinesi, titolare del bar Aurora in piazza Duca d'Aosta, a Mogliano Veneto, non lontano dalla stazione dei treni. Intorno alle 20 un individuo che ora i carabinieri stanno cercando è entrato nel locale ingiungendo al barista di consegnargli i soldi in cassa. Il 39enne si è rifiutato e il rapinatore lo ha aggredito a bottigliate, tramortendolo. A quel punto ha arraffato i 1.500 euro dell'incasso ed è scappato a piedi dileguandosi in pochi istanti. È stato il barista a chiamare i soccorsi, trasportato da un'ambulanza del SUEM 118 al Cafoncello, è stato medicato per la profonda ferita alla testa, giudicata guaribile in una decina di giorni. I carabinieri stanno ora cercando di ricavare indizi utili dai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Non è escluso che il bandito si sia allontanato dalla zona grazie a un complice oppure in treno. A Schio invece assalto a una cassa continua. Schio, assalto alla cassa dell'ex ospedale. I ladri colpiscono nella notte, entrano dalla porta d'ingresso della Casa della Salute all'istituto di via Camillo De Lellis dell'ULSS 7 Pedemontana. I malviventi eludono i sistemi di sicurezza, sradicano la cassa automatica e se ne vanno con un bottino di 5.000 euro. Fortunatamente l'azienda che si occupa del servizio portavalori aveva svuotato la cassa 2 giorni prima per poi rifornirla con monete e banconote di piccolo taglio. Dovevano servire a elargire il resto agli utenti e invece sono diventate bottino dei ladri. A Padova è bloccata la sorella, ricorderete, del re, il cosiddetto re delle spaccate. È stata fermata per ricettazione prima che partisse per la Tunisia. L'abbiamo fermata nel bordo di un furgone che stava per entrare in autostrada Padova Ovest, aveva i biglietti già per la nave, per imbarcarsi per andare in Tunisia. Fermata prima che potesse tornare al suo paese con un carico di merce rubata. Mounira Torch, 50enne, è sorella di Ben Torch, il tunisino arrestato un mese fa perché è ritenuto responsabile di almeno 2 delle molte spaccate che hanno seminato il panico a Padova. Il camion su cui viaggiava era carico di merce rubata. Ci sono 10 giubbotti alle
Harley Davidson, anche solo quelli sono 3.000 euro di valore, c'erano biciclette, le abbiamo individuate almeno di 2, abbiamo trovato i legittimi proprietari, ci sono le parti segrete elettroniche di un furto che già abbiamo contestato al fratello, quindi sicuramente quelle sono riconducibili a lui. La donna, dopo l'arresto del fratello, lo aveva difeso a spada tratta, descrivendolo come un uomo tranquillo. Ora, per lei, si profilano seri guai. L'accusa che le viene mossa è di ricettazione. È già stata provata la provenienza furtiva dei giubbotti, delle biciclette e delle parti per le sigarette elettroniche, quindi quella è la contestazione, che è un reato che è punito più gravemente rispetto al furto. Il suo covo, con molta probabilità, era diventato un'aula della scuola Rodari di via Baiardi a Mortise. Là di fatto verosimilmente teneva la cose, oggetti che erano stati rubati, riteniamo dal fratello, sicuramente lo riteniamo un posto sicuro rispetto all'abitazione, perché comunque anonimo, però noi le stiamo controllando. Il decreto Salvini sulla sicurezza e anche il tema profughi sono stati al centro della puntata di Ringhi ieri sera. In studio c'era anche il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, che spera, ha detto, nella chiusura del centro di accoglienza come promesso dal vice premier Salvini. Sentiamo le sue parole ieri sera. Salvini dice anche che il sistema di accoglienza sarà fatto in termini economici, diciamo così, in circa una spesa per pro capite, cioè per persona accolta, che è circa la metà, tagliando tutte le spese, lingua, mediazione culturale, tutte queste cose qui. Questo cosa determina, per una semplice, io sono marxista, per una semplice questione diciamo economica, no? Di grandi numeri, voglio dire, è inevitabile che se vuoi fare accoglienza farai solo grandi centri, perché l'accoglienza diffusa con 20 euro al giorno è impossibile, no? Allora cosa succederà? Caserme e campi come quelli di Cona saranno l'unica soluzione. Certo, quello che è stato un cambio epocale dal punto di vista proprio dell'impostazione che l'Italia ha dato a questa situazione, questo lo riconosco. Ha fatto anche un fattore di deterrenza nella permanenza di qualcuno che era contento di stare in albergo 4 stelle, Hotel Canova a San Rodrigo e mandava a casa la foto. A Cona. No, nel senso e mandava a casa la foto al cugino che lo invitava a venire qua. È cambiato diametralmente la cosa. Adesso gli spagnoli si stanno accorgendo di cosa significa essere di manica larga, tra virgolette, qualche provino c'è anche in Grecia, però l'Italia ha cambiato registro. Le parole erano di Nicola Talmi della CGIL e di Roberto Ciambetti della Lega. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione dei nostri telegiornali, per parlare adesso dell'orrore delle foibe. Ieri a 20:10 ospiti in studio l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan e l'esule istriana Italia Giacca, che ha parlato, che ha raccontato della sua drammatica testimonianza e anche dell'orrore delle foibe, una serata anche per parlare di Red Land, il film uscito in questi giorni sulla tragica vicenda di Norma Cossetto, e c'è stata anche la denuncia da parte dell'assessore Donazzan su chi cerca in qualche modo di boicottare questo film. Sentiamo allora le parole di Donazzan prima e poi di Italia Giacca. Questa è una produzione coraggiosa anche perché in queste ore, e vi ringrazio di questo approfondimento che fate come rete, in queste ore c'è ancora qualcuno che vorrebbe boicottarlo. In queste ore la programmazione del film alle volte non è ricevuta dalle sale stesse. Abbiamo notizia certa, ma guardate, io poi ne vorrò fare telefonate personali di qualcuno che dice no, guardi, non ci interessa, o lo facciamo vedere alle 10 di sera. C'è una programmazione volutamente o che non esiste oppure in qualche modo ostacolata. E alla domanda che lei mi ha fatto, a chi fa paura la verità, a chi quella verità ha negato, e magari un po' di cattiva coscienza ce l'ha. Io mi sento di aver vissuto 3 esodi
Il primo da bambina di 6 anni, che comunque ricorda, ho in mente questa bambina di 6 anni che saluta il suo paese andandosene, quindi ho l'immagine perfetta di quella bambina. Anche i bambini soffrono. Certo. Ecco, forse si è data, diciamo, poca importanza in quel momento ai bambini, perché c'erano tantissime questioni di carattere pratico da superare, però i bambini soffrono e mi sono portata dietro sempre questa sofferenza. Poi quando la mia età si è avvicinata a quella della mamma, ho capito il suo dramma, quello che lei aveva lasciato appunto per portare noi figli in un paese di libertà e di democrazia, e quindi mi pare di aver vissuto il secondo esodo. Il terzo esodo l'ho vissuto pensando al nonno, il nonno paterno, il quale è rimasto a casa perché ha detto: io sono troppo vecchio, non potrei, cioè vi sarei di peso, rimango qua. Se lei dovesse sintetizzare, definire cos'è l'orrore delle foibe, come lo descriverebbe a un ragazzino, per fargli capire che cos'è? È un qualcosa di terribile, ecco, perché pensare di gettare delle persone in un baratro legate con del filo di ferro, molte volte vive, e quindi io direi che sia tra gli orrori più terribili che una mente umana possa immaginare. Ecco, perché l'idea di far sprofondare qualcuno in un baratro così, io credo che non ci siano paragoni. A Vicenza adesso, dove c'è stato ieri il punto della situazione sulla TAV tra il sindaco e le categorie economiche. Nel dibattito tutto interno al governo, il braccio di ferro tra Lega e 5 Stelle in questi mesi si è misurato soprattutto sulle opere e sulle infrastrutture, e il Veneto ha guardato con attenzione alle decisioni e alle singole parole pronunciate dagli uomini di governo. È così che nel lessico quotidiano è entrata anche l'etichetta di analisi costi-benefici, un tecnicismo per dire che questa o quell'opera pubblica ha un giudizio sospeso e nel rispetto dei ruoli, ma proprio per questo con la dovuta attenzione verso i propri cittadini, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, ha chiamato a raccolta i vertici della rete ferroviaria e il mondo delle categorie economiche. Obiettivo: accelerare sulla TAV, far presente che Vicenza ci conta, la aspetta e che è utile al territorio. È una condizione, diciamo, che non possiamo più procrastinare per il nostro territorio. Un incontro a cui hanno partecipato compatte anche le categorie economiche, rispettoso delle valutazioni romane che Rucco si augura siano fondate su buonsenso e non su ideologie, ma al tempo stesso utile a mettere punti fissi nel dibattito tra ministeri e tra il Veneto e Roma. Aspettando l'analisi costi-benefici, capire il governo che intenzioni ha. Nessuna polemica quindi con Roma di fatto? No, anche perché stanno lavorando, quindi auspichiamo che si vada nella direzione tracciata, cioè quella di fare la TAV. Se la posizione di Vicenza a questo punto è chiara, c'è solo da attendere l'esito dell'analisi romana, ma c'è anche un'altra possibilità, che la TAV e il suo passaggio per Vicenza vengano stralciate dalla lista delle opere sottoposte al vaglio. Il prossimo passo per il cammino è un incontro con sindaci e parlamentari vicentini. E adesso, se vi siete arrabbiati, se vi siete fatti prendere la mano nel corso di una discussione, potrebbe esservi utile farvi una passeggiata a Ponzano Veneto, nella Marca trevigiana. Scopriamo perché. Io il 22, ci facciamo gli auguri. Una stretta di mano ed un sorriso nel luogo più adatto ad ospitare tali gesti, vale a dire nell'angolo del Fair Play, ufficialmente istituito con tanto di apposita targa dal comune di Ponzano Veneto, tanto che questo parco può essere ribattezzato a tutti gli effetti come Parco della Gentilezza. Qui litigi, sgambetti, insulti, dispetti e aggressioni verbali sono banditi ed il decalogo dei comportamenti auspicabili per essere di bravi cittadini è messo nero su bianco, perché, come dicono da sempre i saggi, scripta manent, e un promemoria può essere sempre utile per riflettere, magari nel corso di una passeggiata per sedare la rabbia dopo una lite o una discussione più accesa del dovuto. Questo è semplicemente un modo per dire alla gente: tante volte fermiamoci, riflettiamo, ragioniamo, prendiamo un bel respiro giustamente e poi agiamo o scriviamo. D'altronde qui a Ponzano ci credono così tanto che già da qualche anno esiste un apposito assessorato al fair play
tra i primi in Italia, e questo angolo, consacrato alla civile gentilezza, è in un punto strategico, a 2 passi da quella villa chiamata, manco a dirlo, Serena, che ospita la sede municipale e il consiglio comunale, luogo per definizione di confronti e accese discussioni. Quando si va contro quelle che sono le idee degli altri, diremo, ecco, l'interessante è esporle in maniera tranquilla, senza arrivare a offese. Nell'era dell'insulto facile e dei pugni sferrati a colpi di tastiera sui social, non è poi così fuori luogo ripetere quel che sembra ovvio: rispettare tutti, anche se hanno idee diverse dalle mie, recita il punto 2 del Decalogo, perché il fair play, concetto che nasce dal mondo dello sport, deve essere applicato anche nel quotidiano. Concetto benedetto anche dal signor Paolo, trevigiano di nascita ma da una vita residente a Londra e con un passato nel rugby, di ritorno nella Marca natia per una visita a parenti. Fantastico, fantastico, perché io sono un ex benetoniano anche, per cui fantastico. Parleremo delle nuove attività di day surgery negli ospedali di Vittorio Veneto e Treviso fra pochissimo a ore 13, quindi da non perdere. Poi 20:10 per parlare anche del tema dei rifiuti e delle cave sotto sequestro con Andrea Zanoni, consigliere regionale del Partito Democratico, e Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Tempo in genere buono sul Triveneto ma con molte nubi. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da un cielo irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto al mattino, ma in genere senza precipitazioni associate. Maggiori schiarite e soleggiate saranno invece possibili a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 9 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 12 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata. Qualche precipitazione sulle aree montuose, specie al mattino, sempre buono invece altrove. Anche in questo caso qualche spazio soleggiato in più dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 9 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile, non sono infatti previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Tuttavia sarà possibile qualche foschia o nebbia sulle aree di confine, spesso persistente. Cielo molto nuvoloso invece sui restanti settori. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi intorno ai 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.